Canali gonfi, campi invasi dall'acqua, alcune strade allagate. Il Veneto orientale è alle prese con la prima forte ondata di maltempo del 2025. Del resto, la stessa Protezione Civile aveva dichiarato allerta gialla per il bacino idrografico Lemene, Livenza e Tagliamento. Nel corso della giornata alcune arterie secondarie sono state chiuse tra Pramaggiore e Gruaro, dove in località Boldara un'auto è rimasta intrappolata dall'acqua con conseguente intervento dei vigili del fuoco. A Meduna di Livenza, nel Trevigiano, il sindaco Pitton è stato tra i primi a prendere provvedimenti già nella tarda mattinata. In questo caso via Runco Sud è una zona limitrofa del paese, però purtroppo soggetta a questo tipo di allagamenti. Noi a Meduna abbiamo due canali importanti, la Burrida e la Corea, che sono due canali che prendono, diciamo, l'acqua proprio dei fossi della campagna, dell'aperta campagna e delle vie limitrofe. Ecco, questa è un po' in difficoltà e quindi abbiamo dovuto operare con l'ordinanza perché può fare effetto acquaplan. In via Runco, oltre al sindaco, polizia locale e residenti, si guarda al cielo ma anche ai fossi. Purtroppo quando che piove tanto così questi problemi qua. Comunque con l'idrogra che hanno fatto qua a Meduna ha risolto tanti problemi. Speriamo che il Signore sappia che siamo qua anche noi altri. Che Dio ce la mandi buona. Tutt'altro copione a Treviso, dove è ritornato ad allagarsi il sottopasso della stazione, interessato stavolta anche il vicino bypass, subito chiuso. È davvero incredibile quanto sta succedendo, un disagio enorme per residenti e abitanti di quartieri di San Zeno che non riescono ad andare in centro e da pendolari che si trovano per l'ennesima volta il sottopasso della stazione bloccato. Intanto è scattata anche la diffida del comune a RFI, una storia infinita dove piove davvero sul bagnato.